Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui nel nostro appuntamento settimanale per darvi quelli che sono gli aggiornamenti sulla situazione dell'emergenza Covid qui a Montegalda. Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo, numerosi, stanno anche loro salutando, vi state salutando fra di voi. Ricordo l'importanza anche dal punto di vista del risultato di riuscire a far vedere questa diretta a più persone possibile. Nel momento in cui voi condividete, aiutate anche a far sì che sempre più persone si ritrovino a questo nostro appuntamento settimanale. Cominciamo con la solita raccomandazione, quindi vi invito come sempre in questo momento di emergenza a portare la mascherina, che ora io mi tolgo perché sono completamente solo in questa stanza. Abbiamo anche spostato la regia in un'altra stanza. Vi invito sempre a igienizzarvi le mani il più spesso possibile, lavatevi, igienizzatevi le mani e soprattutto cercate di mantenere la distanza, anche se siete all'aperto, anche se siete con i vostri parenti, amici, cercate il più possibile di mantenere il distanziamento. Mi rendo perfettamente conto che non è semplice e che soprattutto dopo tanti mesi di rispetto delle regole di emergenza risulta complicato continuare a rispettare le regole, però è necessario che almeno per un altro lungo periodo, che potrebbe essere tutto maggio, cerchiamo di rispettare queste regole per far sì che tutti assieme si possa uscire quanto prima da questa emergenza. Direi di cominciare subito con gli aggiornamenti. Saluto tutti, numerosi come ogni settimana, siamo più o meno una settantina di persone anche questa sera e poi tantissime ci vedranno anche domani. Per quanto riguarda la situazione Covid a Montegalda, posso dirvi che i positivi sono solamente 2 e quindi diciamo che la situazione è pressoché stabile rispetto alla settimana scorsa. Come ben sapete, soprattutto per quelli che ci seguono oramai da alcuni mesi, perché che andiamo in diretta ormai sono alcuni mesi, purtroppo non è il numero che incide sulla pesantezza della situazione e del momento, ma sono le condizioni delle persone. Fortunatamente queste persone sono tutto sommato quasi asintomatiche e dovrebbero uscire nei prossimi giorni e diventare negativi. Torno a ripetere, però non siamo fuori dall'emergenza, il rischio è ancora alto perché se il virus incontra delle persone particolarmente vulnerabili, c'è il rischio che faccia gravi danni, come abbiamo purtroppo visto ha fatto in queste settimane nella nostra comunità. Quindi io veramente vi invito a cercare di rispettare le regole. Mi rendo conto io in prima persona che non è semplice continuare a mantenere alta l'attenzione, a tenere sulla mascherina, a stare il più possibile lontani, pulirsi le mani, ma cerchiamo di farlo perché è necessario. Non c'è altro da dire perché le situazioni poi nelle 2 case di riposo, nelle scuole sono tutte stabili, tranquille, quindi rimangono solo queste 2 persone positive. Domani mattina facciamo di nuovo il punto vaccini a Montegalda per tutte le persone che hanno prenotato presso i loro medici, medicina di base San Marco di Montegalda. Ritorna il punto vaccini a Montegalda grazie alla disponibilità del gruppo Alpini, grazie alla disponibilità della Protezione Civile, che domani aiuteranno per quanto riguarda l'organizzazione appunto delle vaccinazioni. Verranno vaccinati gli anni 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. E poi ci sarà anche il richiamo da fare nella settimana successiva, ma di quello magari parleremo la prossima volta. Avere il punto vaccini a Montegalda penso sia una assoluta
cosa di rilievo e soprattutto sia qualcosa che dà maggiore tranquillità, nel senso che non è necessario spostarsi per andarsi a vaccinare, non solo, ma tutta la parte di analisi che abitualmente il medico fa prima del vaccino, in questo modo viene bypassata perché è proprio il medico di base che fa la vaccinazione. Io, se non ci sono domande, non ho altro da aggiungere. Ringrazio e saluto tutti quelli che ci stanno seguendo. Prima di passare alla seconda parte, in particolare ringrazio chi ci sta seguendo da Valsolda, avevo visto la Maria Grazia, e chi ci sta seguendo come ogni settimana da Londra. Prima di passare alla seconda parte, non vedendo domande, vi faccio vedere un piccolo video che è girato appunto questa settimana nei social, che racconta un po' l'esperienza che abbiamo avuto con una ventina più o meno di operatori turistici a Montegalda venerdì scorso. Questo sia stato un momento importante per la promozione del nostro territorio. Ve lo faccio vedere, per chi non l'avesse ancora visto, condivido questo momento. Ok, perfetto, ok. Così tutti insieme possiamo vedere la nostra bellissima Montegalda. Bene, io appunto ho approfittato di questo momento per farvi vedere questo bellissimo video che ha fatto un po' la sintesi di quelle bellezze che venerdì pomeriggio abbiamo visto con questi operatori, sia di Montegalda, i luoghi, che di Colzè. Quindi anche un'occasione per salutare tutti gli abitanti di Montegalda, ma anche e soprattutto tutti gli abitanti di Colzè, che numerosissimi ci seguono. Passerei ora alla seconda parte della diretta, che come nelle ultime due volte ci vede avere qui un ospite. Siamo consapevoli del fatto che ci siano ancora delle situazioni di difficoltà, come vi ho detto prima, sia dal punto di vista sanitario nelle famiglie di Montegalda, sia dal punto di vista economico nelle attività che ancora stentano a ripartire. Però diciamo così, questa parte vuole anche essere un po' un incentivo, uno stimolo, un voler dare anche un sorriso che possa aiutare in questo momento di difficoltà.
sperando che ci possa veramente essere questa ripartenza che noi tutti auspichiamo. Invito quindi a collegarsi a Rita, che è la nostra lettrice di proverbi, che ci racconta delle nostre tradizioni. E vorrei prima di tutto, Rita, che tu dessi la soluzione dell'indovinello della settimana scorsa. Ho un brutto ritorno in cuffia, non so se... Sentimi? Ok? Meglio. Rita, la soluzione della settimana scorsa dell'indovinello? Non si sente. Prova di nuovo. Davanti a se scusa e di Dio se slunga. Cosa sia? Cosa sia? Cosa sia? Che potrebbe avere tanti risvolti, però abbiamo scelto il più semplice. E ora, davanti a se accorcia e di Dio se slunga, che avevo detto che è la strada. Oh, ecco. Però pensavo la vita, pensavo fosse la vita. Ecco, qualcuno mi ha detto la vita. Quindi sì, la sarebbe anche molto più veritiera, però noi stiamo sul leggero, diciamo la strada. Ok. E ora diciamo la strada. I proverbi di maggio? I proverbi di maggio? Vedo che a te che è cambiata il telefonino, in anche il foglio stavolta, che ha fatto schema, non te calda. Sono retrocessa adesso. Va bene, dai. Allora, chi porta di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Ok. Per cui vuol dire che a maggio e né a maggio né a agosto non bisogna zappare, non bisogna fare niente. Niente bruscare, bisogna avere già sistemato niente tutto, niente sapare, sapare, niente, deve essere solo che la natura faccia il suo corso. Se no non famo né pane né mosto, né pane né vino. Ecco. Ok, ne hai un altro? Sì. Vai, vai. Acqua di maggio è come la parola di un saggio. Ok, allora oggi abbiamo avuto tante parole oggi, perché oggi ha piovesto una pioggerellina tranquilla che però è stata molto utile per i campi e per i terreni, mi sembra, no? Sì, ecco, e questo sì. Ok, la settimana prossima altri proverbi sempre sul mese di maggio. Allora, perché io mi ricordo anche un altro che diceva: se piove i primi di maggio, no, noci e fichi fa un buon viaggio. No, non avevo mai sentito questo. Perché mi abitano più verso Colzè, invece ti abiti più sotto il castello, allora che c'è dei proverbi diversi. Sì. Va bene, dai. L'indovinello? L'indovinello, sì. La gira per tutto il mondo, però sta sempre fermo. Su un cantone. Un canton. Basta? Basta. Lo ripeto o basta? Sì, basta, che dopo domani quando vai al supermercato non te che dici la soluzione alle tue amiche. Non che ho detto neanche a nessuno che ho detto. Vai. Va bene. Rifallo, ridillo. Gira per tutto il mondo, ma sta sempre fermo su un canton. Basta. Allora. Saluto tutti, Montegalda, Colzè, tutti quanti. Ciao. Ok, io invece colgo l'occasione, come vi ho detto, questi vogliono essere anche dei piccoli sipari, un po', tanto per ricordare i proverbi di una volta, un po' le nostre tradizioni, quindi se qualcuno vuole rispondere al indovinello, segnalarci anche altri proverbi, ben venga, ci scriva sotto e noi volentieri li riprenderemo. Vuole anche essere un momento di serenità per alleggerire un po' la situazione pesante che capiamo essere comunque presente sia per la situazione sanitaria sia per la situazione economica in alcune famiglie. Quindi vogliamo anche portare un sorriso
con questa diretta, insomma, tanto dura una ventina di minuti, cercare di fare sia la parte seria, sia la parte anche un po' più sorridente, perché la vita è fatta di entrambe le cose. Vi ricordo con l'occasione che giovedì sera, tra l'altro, c'è un appuntamento, che cominciano gli appuntamenti della Biblioteca Fogazzaro Montegalda Montegaldella, quindi adesso io condivido la locandina, eccoci qua, ecco qua, perfetto. E la locandina prevede 3 appuntamenti, il 13, il 20 e il 27 maggio, quindi riprendono i giovedì culturali della Biblioteca Fogazzaro, e con appunto la collaborazione Comuni Montegalda e Montegaldella. In particolare giovedì 13, come potete vedere, il primo appuntamento del maggio culturale prevede l'ultimo rintocco, che è un'intervista con l'autore Diego Pitea, spero sia corretto, che presenta il suo romanzo, che è un thriller, grazie alla mediazione della nostra bibliotecaria Chiara Pellizzari. Ok? Io non aggiungo altro, e ci vediamo martedì prossimo, e non ci sono altre, se non ci sono altre domande, io vi saluto. Stavo vedendo che l'Elisabetta saluta la Rita, e un sacco di saluti. Anche questa sera siete stati più o meno un'ottantina di persone tra Facebook e YouTube. Ci rivediamo la settimana prossima. Da dove eravamo, nonostante le tante difficoltà, i tanti momenti anche brutti che abbiamo vissuto e che stiamo purtroppo ancora adesso vivendo, piano piano sembra che ci stiamo rimettendo in moto. Però veramente vi raccomando, cerchiamo di fare le cose con prudenza, perché io vedo che non è ancora ben chiaro che bisogna ancora rispettare le regole. Vedo anche da Maria Fabiola che ci saluta da Laghi, quindi Laghi, Valsolda, i nostri comuni, nel senso le nostre amministrazioni più vicine ci seguono. Saluto tutti e due questi territori e rinvio l'appuntamento a martedì prossimo. Giovedì potete invece vedere l'appuntamento con la biblioteca Antonio Fogazzaro, con la presentazione dell'autore. Io vi ringrazio e vi saluto, e ci vediamo martedì prossimo. Grazie mille, buona serata, alla prossima settimana. Se avete comunque domande, quesiti, proverbi che volete che vengano detti, ben volentieri scrivete nei commenti e noi li riprenderemo. Grazie mille e buona serata a tutti.